È entrata nel clou la manifestazione del Mandorlo in Fiore ieri pomeriggio con la fiaccolata. La sfilata è partita da piazza Pirandello attraversando via Atenea e si è conclusa in piazza Cavour. Presente alla sfilata il prefetto di Agrigento Caccamo insieme ai vertici delle forze dell'ordine e del sindaco, che ha salutato i gruppi partecipando alla festa dal balcone del municipio, lanciando un messaggio di pace e fratellanza che, partendo da Agrigento, città della capitale della cultura 2025, che ha come filo conduttore i 4 elementi che se in simbiosi si può parlare di pace e amore, se sono in discordia nasce l'odio e la guerra, ma da Agrigento parte il messaggio di pace per tutto il mondo. La fiaccolata è stata molto apprezzata dai tanti che hanno assistito all'evento, un momento molto suggestivo e particolarmente coreografico. Bravo. Ingegneristicamente non l'hai calcolato.